ricettina da sballo. Allora, avete notato nel titolo pane, pizza, focaccia. In realtà è pane, pizza, focaccia. Faremo un impasto per la pizza, però il procedimento che noi andremo a fare lo faremo diventare alto come una focaccia, quindi che crea le bolle interne come fa il pane casareccio, quindi perciò faccio pane, pizza, focaccia. Ed anche la parte della crosta terminale diventa un po' come il pane, la parte esterna è come la pizza, la parte interna invece sarà bella morbida e con queste belle bolle che si creano all'interno che danno una morbidezza all'impasto. Però il procedimento è sempre la stessa cosa. Quello che cambia praticamente è il modo di fare l'impasto. Adesso vi faccio vedere però gli ingredienti. Allora ragazzi, l'impasto che noi facciamo della pizza è un impasto tradizionale di pizza. Per un impasto di mezzo chilo, quindi di farina, andremo a utilizzare 2 bicchieri di acqua. 2 bicchieri d'acqua sono praticamente 400 ml. Quindi quando avete queste difficoltà sappiate che un bicchiere è 200 ml di acqua, quindi voi fatevi un calcolo, se sono 300 ml di acqua sono un bicchiere e mezzo. Poi andremo a prendere il nostro lievito, questa volta noi andremo a utilizzare come al solito, però perché qui a Parigi è un po' difficile trovare il lievito di birra, andremo a utilizzare 2 sacchette per mezzo chilo di pasta di lievito, quindi pari ai 7-8 grammi al massimo, quindi per ottenere un bel impasto. Io consiglio sempre di sciogliere il lievito in un poco di acqua tiepida, di scioglierlo per bene perché altrimenti si sente nella pasta, e quindi per attivare il lievito si aggiunge 2 cucchiai di zucchero, quindi potete aggiungere queste stecchette già belle pronte per l'uso. Di zucchero ne andremo a mettere praticamente 4, quindi mescolate con acqua tiepida, andremo a mescolare il tutto, lasciamo giusto quei 5 minuti prima di procedere all'impasto della pizza, perché così facendo il lievito incomincia ad attivarsi da solo. Poi nel lievito sempre dell'impasto andremo a mettere 50 ml. 50 ml sono pari a 2 bei cucchiai belli pieni, quindi 2 cucchiai e mezzo di acqua. Logicamente il sale andremo a mettere, perché il sale poi insieme allo zucchero attiverà quindi la lievitazione, e quindi di sale andremo a mettere 2 cucchiai rasi. Adesso iniziamo il procedimento. Come vedete nella nostra acqua tiepida abbiamo inserito i 2 sacchetti di lievito che facciamo sciogliere insieme allo zucchero, quindi li facciamo sciogliere per bene, devono diventare molto liquidi. Quindi continuo io dopo. Allora adesso mettete 400 grammi 400 ml di acqua, va a temperatura ambiente, non c'è bisogno di acqua tiepida, Man mano aggiungete la farina. Abbiamo quindi aggiunto prima l'olio in modo che sia più facile dopo a mescolare. Arrivati a questo punto prendete un poco alla volta la farina e mescolate. Mescolate fino a quando non si dissolve la farina ad ogni cucchiaiata. Ok, poi con altre 2. Allora, arrivati a questo punto, prima di inserire l'altra farina, andiamo ad aggiungere il nostro lievito.
e 2 cucchiai, quindi miscelate sempre ovviamente, non c'è bisogno di macchine per la pasta e compagnia varia. Andiamo ad aggiungere adesso 2 cucchiai rasi di sale. Abbiamo aggiunto anche sale. Adesso continuate con tutto il resto della farina. Siccome è ancora liquido, vi conviene fare sciogliere bene tutto quello che voi vedete, sia i sali che ci stanno, quindi lo zucchero, vedete ancora dei pezzi di lievito, quindi fatelo sciogliere approfittando adesso che è bello liquido, quindi girate fino a quando non si è sciolto praticamente tutto, e quindi man mano aggiungete poi sempre la farina. Arrivati a questo punto, che voi comunque avete ottenuto questo impasto così, potete continuare l'impasto logicamente pulendo tutta di farina i bordi della ciotola, quindi potete lavorarlo con le mani. Non deve essere lavorato per molto tempo, l'impasto deve rimanere umido, non deve divenire come un impasto per esempio del babà o del pane. Voilà. Allora ragazzi, adesso quello che io vi voglio dire, che è una cosa molto importante, non dovete mai coprire la vostra pasta con la pellicola Domopac o un'altra pellicola che voi magari conoscete, ma bisogna semplicemente coprire la pasta con un panno. Perché? Perché la pasta deve respirare. Quindi quando voi andate a mettere la pellicola, la pasta si cresce ma non respira, deve respirare, deve prendere l'aria. Quindi mettete sopra un semplicissimo straccio, voilà, mettete sopra un semplicissimo straccio ed un ambiente caldo come la cucina oppure in altra stanza. Allora, un'altra cosa che è molto importante, noi normalmente l'impasto deve lievitare per 2-3 ore. In questo caso qui noi andremo a creare l'impasto un po' come si fa con la pasta sfoglia. Quindi ogni mezz'ora noi andremo a ribaltare i lati uno sopra l'altro, quindi un lato, 2 lati, 3 lati, 4. Quindi facciamo questo procedimento ogni mezz'ora. Questo procedimento va fatto fino a quando voi non fate la pizza. Quindi ogni mezz'ora, se fate l'impasto la mattina e la sera volete fare la pizza, voi questo impasto lo lavorate ogni mezz'ora. Se invece a partire dalle 2 ore volete poi creare la vostra pizza, lo fate sempre logicamente ogni mezz'ora, quindi sono 4 volte che dovete farlo. Quindi è un procedimento questo qua molto importante perché incanala l'aria e crea le bolle all'interno, oltre al fatto che viene sempre massaggiata e quindi automaticamente tenderà a lievitare di più perché riceve molte levitazioni. Quindi è molto importante questo procedimento per farla diventare alta e morbida. Allora noi adesso la copriamo, la portiamo nell'altra stanza là ed ogni mezz'ora la prima volta vi faccio vedere praticamente come si fa il massaggio della pasta. Voilà. Un'altra cosa che è molto importante che volevo dire per quanto riguarda il condimento, potete fare logicamente quello che a voi più piace. E quindi il condimento è diciamo importante perché potete realizzare quello che volete voi con questo tipo di pasta, viene veramente ottima, credetemi. E quindi a più tardi, adesso vi faccio vedere dopo, tra mezz'ora, come si impasta e io vi faccio vedere però logicamente solo una volta. Ok, dopodiché poi andremo non a infornare, andremo a mettere sulla teglia, quindi un'ora prima di cuocere la pizza andremo a mettere la pasta sulla teglia e quindi la faremo lievitare un'altra bella mezz'ora prima di infornarla. Voilà. Ragazzi, adesso vi faccio vedere come si fa.
Allora, adesso dovete prendere una parte della pasta, ok? E dovete prenderla e fare così. Poi ritornate con un altro lato, alzate e fate così. 8 heures de route. Un périple qu'elle effectue régulièrement depuis 7 ans. C'est un pèlerinage si on veut, oui. Je sais pas, c'est une, voilà, une visite. Je vais me Un po' come si fa con la pasta sfoglia. Ah ouais, elle va là-bas, au cimetière. La Grande Guerre est une histoire très personnelle pour elle. Un voyage de mémoire sur les traces d'un oncle qu'elle n'a pourtant jamais connu. Alexandre Mandrin est mort pour la France il y a exactement un siècle. Voilà. E quindi ogni mezz'ora voi fate sempre lo stesso procedimento. Chiudete. Voilà. Allora ragazzi, prima di continuare con la nostra pasta della pizza, che comunque per 3-4 ore ha levitato e praticamente abbiamo fatto sempre lo stesso procedimento come vi ho fatto vedere. Adesso prendiamo un po' di pomodori, succo di pomodoro, questa marca è ottima, e in più andremo a mettere anche dei pomodori però a pezzi, ok? Quindi del basilico. Adesso andiamo ad insaporire il nostro pomodoro, andremo anche a cuocerlo, quindi andremo a mettere delle olive, dei capperi, sulla pizza andremo a mettere anche un po' d'acciuga, delle olive nere, facciamo un bel sughettino. Voilà. Allora, quindi stiamo facendo questo sughettino con le olive, i capperi, il prezzemolo, un po' di basilico, sale, pepe e aglio, logicamente, che è servito solo a dare sapore all'olio, poi logicamente viene tolto. Non guardate la sporcizia perché dopo si pulisce tutto. Quindi facciamo queste due passatine, sono più che sufficienti per una pizza del genere, anzi è proprio parecchio. Però il sughetto io vi consiglio sempre di metterlo caldo sulla pizza, perché quando voi andate a metterlo sulla pizza a caldo, diciamo che dà un tocco di lievitazione di più alla pizza, ma non solo, crea la crosticina, e quindi questa crosticina non permette alla pizza di assorbire liquidi. Perché dico così? Perché molto spesso noi andiamo a mettere anche la mozzarella che caccia acqua. Se non l'avete premuta, la mozzarella poi caccia acqua, ma non solo, anche i pomodori questi qui cacciano acqua. Quindi noi facciamo fare prima 10 minuti di cottura a 240 gradi solo ed esclusivamente con la passata. Dopodiché, quando andiamo a ritirare, andiamo a mettere i prodotti che possono creare un po' di acqua, però in quel momento là la pizza è già ben quasi cotta al centro, quindi la crosticina si è formata e non penetra più l'acqua, le cose acquose dei vari elementi. Logicamente, per guarnire la pizza sopra andremo a mettere poi le olive tagliate così, i capperi, olive bianche, olive nere, acciughine e scamorza affumicata. A più tardi. Allora, accendiamo il forno a 240 gradi ed incominciamo quindi a riscaldarlo. Adesso dobbiamo mettere la nostra pizza nella teglia, quindi scegliete la teglia che più vi conviene. Allora, adesso andiamo a mettere dell'olio. Ogni prodotto che voi mettete, se lo mettete di buona qualità, tutto alla fine viene bene. Quindi adesso mettiamo dell'olio. Voilà, che lo andiamo a stendere con le mani e vado a prendere un attimo la pasta per la pizza. Voilà, come vedete, con il procedimento che noi abbiamo fatto,
noterete che la pasta per la pizza non diventa veramente grande, perché comunque lei perde la lievitazione e poi ricomincia a lievitare un'altra volta. Se invece non fate questo procedimento, che comunque è buono lo stesso, per carità, voi vi ritrovate la pasta della pizza così cresciuta, così alta. Allora, adesso quindi vi sporcate le mani da tutte le parti, mettete l'olio sulla teglia, quindi dopodiché non vi lavate le mani e prendete la pasta della pizza con l'olio che avete nelle mani. Questo vi servirà quando andrete a premere sopra per stendere meglio la pizza. Allora, ora noterete che la pasta della pizza quando la dovete stendere, è un po' differente dalle altre, perché vedete che hanno fatto queste bolle. Queste bolle sono molto importanti, vedete? Queste sono l'aria che praticamente ha avuto la pizza quando noi abbiamo fatto questo trattamento, e quindi si sono create delle bolle d'aria, ma non le dobbiamo togliere, assolutamente no. Allora, quello che noi dobbiamo fare adesso è stendere la pizza senza rompere le bolle, quindi deve essere fatto in maniera molto ma molto delicata. Voilà, quindi abbiamo steso la nostra pizza per bene. Adesso riprendiamo un'altra volta il cavolaccio e facciamo crescere praticamente per mezz'ora. Dopodiché possiamo inserire il nostro sughetto. Il nostro sughetto noi non andremo a inserire praticamente, essendo una mezz'oretta, il sugo così si mantiene caldo. Quindi spegnete sotto al fuoco, il sugo si mantiene caldo e dopo lo andremo a inserire sopra la pizza. Nel frattempo il forno diventa bello caldo, bello pronto, e iniziamo quindi poi la nostra pizza, iniziamo ad infornarla. Adesso puliamo un po', ci tagliamo il formaggio, aspettiamo che si fa giusto quella mezz'ora, in modo che la pizza, crescendo, vada bene in tutti gli angoli della teglia. Ci prepariamo anche un poco d'olio che andremo a stendere con un pennello logicamente da cucina. Quindi sbarazziamo un po' tutta la roba. Voilà. Che dite? Andiamo a dare un'occhiata? Generiamo le coperte di lana, però non ce l'ho. Delicatamente alzate e voilà. Allora, adesso andiamo a mettere la nostra passata di pomodoro calda. Voilà. Ed adesso inforniamo. Infornate a 240 gradi nella parte di sotto a tutto del forno per 10 minuti a 240 gradi. Vedete la vostra pizza. Sì. Allora, a 240 gradi per 10 minuti, dopodiché la prendete e mettete le cose liquide. Però io nel frattempo ho preparato il pane, perché, scusate, ma qua è obbligatoria la scarpetta. E come è buono sto sugo. Immaginate quanto è buono un coppa a sta pizza, no? Mamma, guardate come si sta gonfiando, ragazzi. Guardate che bella. Guardate che bella. Sta proprio gonfiando, guardate. Guardate come si alza. Ogni secondo che passa si alza di più. Guardate là, guardate. È proprio uno spettacolo. Il forno, che bella invenzione.
Guarda come si gonfia, ogni secondo che passa si gonfia di più. Guardate che bella, viene proprio come se fosse una focacciona fatta a pizza con il pane, una cosa proprio fenomenale, ragazzi. Allora, passati questi 10 minuti, allora possiamo poi inserirci le cose liquide, quindi le cose che cacciano acqua, e facciamo cuocere a 200 gradi per una quindicina di minuti. In quel caso là, però, comunque poi dovete sempre controllare voi. Quindi nel totale sono 25 minuti, 30 minuti la cottura di una pizza. Però siccome noi adesso siamo a 240 gradi, quindi la cottura che verrà dopo è una cottura che deve essere molto più dolce, perché altrimenti rischiamo di bruciarla. Ok? A più tardi. Voilà, scusatemi che sto inquadrando da qua, ma adesso tolgo un attimo questo che sta finendo la batteria. Allora, adesso la pizza si è formata, quindi quando sono passati i primi 10 minuti la pizza si è formata, quindi potete aprire il forno e quindi perdiamo questo poco di tempo. La prima cosa che andate a fare è passare la temperatura a 200 gradi, d'accordo? Poi aprite il forno e fate quello che volete voi sulla pizza, mettete tutte le cose che a voi piacciono. Voilà. Ma ragazzi, come mi tremano le mani, non so se voi riuscite a vedere il tremoliccio, non è un problema tecnico, è proprio la mia mano, non so perché. Non mi piace sta cosa. Però solo quando tengo qualcosa, il cellulare, in questo caso mi trema la mano. Boh. Allora ragazzi, quindi continuiamo adesso la nostra cottura. Ho passato a 180 gradi per una ventina di minuti. Comunque voi controllate, se vedete che si sta incominciando a bruciare, quindi potete anche togliere. Per vedere dopo la cottura non fa niente se vedete questo bordo che è bruciato, è l'olio che lo fa fare. Quando è dopo alzate un poco, vedete se il dorato è omogeneo da tutte le parti, significa che la pizza è pronta. Però comunque alla fine sono adesso 15 minuti su per giù a 180 gradi, 200 gradi. Voilà. Allora ragazzi, da parte qua si stiamo un pochettino bruciando, quindi ho fermato la cottura, però comunque risulta sempre una favola, una bella pizza. Adesso fatela raffreddare un poco prima. Mamma mia, ma che è oggi che tremo così? Fatela raffreddare un poco prima di toglierla dal coso qua. Ok, a più tardi. Voilà. Allora ragazzi, che ne dite? Guardate com'è bella, pronta per mangiare. Non la mangiate calda, mangiatela sempre tiepida. Ok, voilà, questa è la mia pizza pane focaccia. Ciao ciao a tutti. Mamma mia, che resto tremoloci. Vediamo che non sia una perdita di nervi. Bye bye, alla prossima. Guarda, proprio buono. C'est bon? Perfetto, buonissimo. La perfezione. Voilà. Bella, ragazzi. Guardate dentro. Una cottura morbida come il pane, saporita come il pane, e la focaccia. Ottima, eh? Il le met sur Facebook.